Guardate, ho detto, roba rubà, però non ne fa, o prima o poi se ne va. E io ho detto soltanto quelle parole lei. 90 anni, ma poca paura. Ha sentito dei rumori nella casa del figlio appena partito per le vacanze e non ha esitato un attimo. È uscita affrontando i malviventi. È accaduto a Codivano di Vigonza all'imbrunire di lunedì. È successo che io sono uscita di sera, che per fortuna ero qui con una mia amica e ho guardato, c'era la porta aperta. Allora vado dentro perché ho detto no, ha detto perché se vai dentro ti danno una botta sulla testa e puoi farti male, puoi stordirti, può succedere qualcosa. Solo tanta paura per la signora che fuori microfono ci dice: mi sto facendo forza e sto anche cercando di dormire, ma un'esperienza del genere non la auguro neppure alla mia peggiore nemica. Di ladri l'anziana ne ha visti due, uno più alto, l'altro più basso, ma le telecamere dell'abitazione vicina hanno ripreso 3 persone arrivare dai campi. In casa sono entrati dalla porta, aperta con un piede di porco, forzando il cilindro delle chiavi. Dopo aver perlustrato alcune stanze, si sono diretti verso il sottoscala, dove hanno individuato la cassaforte svuotata di tutti i gioielli di famiglia, i ricordi di una vita. A destare i sospetti dell'anziana il rumore fatto dai malviventi aprendo una tapparella per garantirsi la via di fuga. Non l'unico colpo nella zona. Quella stessa sera di abitazioni ne sono state razziate 4 tra Codiverno e Pionca. Il giorno dopo anche quella di un ex sindaco che non si è accorto di nulla perché stava guardando la partita.